Una catena umana di circa 1 migliaio di partecipanti si è data appuntamento dinanzi al Castello del Cataio stamani per ribadire il no al nuovo centro commerciale previsto a Due Carrare. 433.000 metri cubi, alto 12 metri e lungo 300. Questi i numeri impressionanti di un'opera che sconvolgerebbe il paesaggio e distruggerebbe l'economia locale. Il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, ormai sempre più isolato, continua per la sua strada, mentre cittadini e associazioni si battono sempre più numerosi per il blocco dell'opera. La manifestazione è poi giunta dinanzi al municipio, dove si sono tenute delle riflessioni a microfono aperto. Ricordiamolo, all'interno di una serie di interventi che stanno pesantemente distruggendo il territorio. Parlo di Agrologica Monselice, parlo della terza corsia, parlo di altri centri commerciali che sono in progetto nei comuni limitrofi, per cui Abano Terme. Allora siamo di fronte ad una operazione di cementificazione, di consumo di suolo che non ha precedenti. Allora se da una parte andiamo con gli slogan, insomma, no, con proposte di legge o con leggi che vengono approvate anche dalla Regione che dicono basta il consumo di suolo, però le rendono operative per il 2050, dobbiamo creare un'inversione di tendenza, un'inversione di rotta. Allora questa cosa la si può fare in un solo modo, attraverso la forte mobilitazione di tutti i cittadini, attraverso la forte mobilitazione di un territorio. Ecco, io credo che questo di oggi sia l'esempio di come un territorio si può muovere. Comitati, associazioni, amministrazioni, associazioni di categoria, tutti insieme a difendere il territorio e a dare un messaggio netto e chiaro. Questo centro commerciale non si deve fare. Grazie. Alla manifestazione erano presenti anche i primi cittadini di Battaglia Momolo e di Baone Zampieri, consapevoli dei danni che quest'opera comporterebbe anche per i loro territori. Da non sottovalutare, secondo le associazioni, anche l'aumento dell'inquinamento da smog che i veicoli causerebbero per raggiungere la nuova opera. Svision Channel News, Due Carrare. Vuol dire partire da quello che abbiamo, salvare i nostri giovani, salvare i nostri quartieri, salvare questo è il mio. Ma sono patrimonio comune. Stiamo parlando di salute